Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo stadio Euganeo per la 23esima giornata di Serie B-Win il Padova ospita il Crotone. Veneti con un punto in più dei calabresi, anche se con una gara da recuperare. Nel Padova rientra Renzetti, mentre il Sharawi gioca da trequartista alle spalle del duo d'attacco vantaggiato De Paola, con l'Eschievo che sostituisce l'infortunato Succi. Nel Crotone esordio di Mazzotta, prelevato dal Pescara al posto dello squalificato Migliore. Si parte dopo un minuto di silenzio in memoria di Luca Sanna, il militare italiano caduto in settimana in Afghanistan. Partita con il via e subito il Padova a farsi vedere nella zona d'attacco. Dopo un quarto d'ora circa il diagonale di destro è di Del Sharawi, che va a terminare a lato di poco, nessun problema per Belek. Corini invita i suoi comunque a fare maggiore attenzione in fase di copertura. Ancora El Sharawi in contropiede, fa tutto bene, poi al momento di andare al tiro però è impreciso, la palla si perde sul fondo. Gara che prosegue blandamente, non ci sono occasioni di 3 gol, il Padova spinge maggiormente come in questa occasione. C'è questo cross vantaggiato, anticipato dal colpo di testa di Abruzzese, come vediamo nel replay sul cross di Legati, con Calori che guarda con qualche preoccupazione. E c'è il finale di primo tempo, quando un fallo commesso in questa occasione, l'entrata ai danni di Crescenzi da parte di Bovo, scatta il cartellino giallo, giustamente Crescenzi si infortuna, come vediamo lascia il campo con vistosamente zoppicante. In avvio di ripresa c'è quindi la sostituzione, entra Beati, centrocampista scuola Inter, e quindi è Eramo che viene spostato a destra in difesa. È la novità di avvio ripresa per il Crotone. Calcio d'avvio battuto ed è il Crotone, dopo 5 minuti della ripresa, con il sinistro di Cutolo ad impegnare il portiere Cano, che blocca a terra. La prima conclusione verso la porta del Padova da parte del Crotone, che poi ci prova ancora con questo cross liberato dal colpo di testa di Cesar. Punizione di vantaggiato per il Padova dalla destra, vediamo il pallone a seguire, palla liberata e al limite. Renzetti conclude comunque completamente fuori misura, e poi ancora una conclusione dalla lunga distanza su punizione di vantaggiato con il portiere Belec, che è bravo a mettere in calcio d'angolo. Osserviamo questa azione, fa tutto bene vantaggiato, trova lo spazio ed è il gol al 72esimo che porta in vantaggio la formazione di casa. Rivedremo l'azione, ecco i festeggiamenti di vantaggiato che fa vedere la maglia numero 9 di Succi, di cortiere 19 di Succi, operato a qualche settimana per la ricostruzione del tendine d'Achille, ne avrà per 4 mesi. Un'azione di vantaggiato che approfitta di una decisione della difesa del Crotone, che non chiude e colpisce per l'1-0. Ancora vantaggiato, ci prova a sorprendere il portiere Belec dalla lunga distanza, e poi il Crotone, debole la sua reazione nel finale di gara, combina poco. Abbiamo visto l'azione sprecata da De Giorgio. Corini non è sicuramente contento della prestazione dei suoi giocatori, non c'è reazione del Crotone in pieno recupero, addirittura vantaggiato, spreca così il possibile 2-0, festeggia il Padova, sale a quota 32, torna alla vittoria dopo 2 pareggi consecutivi e si è giudicata una gara tutt'altro che divertente.